grazie veramente di essere tutti qua. È iniziata la sagra del Mandorlo in Fiore 2012. Ad aprire la festa folcloristica, come da tradizione, sono stati i gruppi folk internazionali che partecipano al Festival I Bambini del Mondo, edizione numero 12. Questa mattina al Teatro Pirandello di Agrigento i gruppi stranieri e quelli locali sono stati ricevuti dall'amministrazione comunale ed in particolare dal sindaco Marco Zambuto e dal presidente del Consiglio Francesco Alfano. È andato in scena un simpatico e piacevole scambio di doni con l'obiettivo di rafforzare ad Agrigento la fratellanza e l'unione fra i popoli del mondo. È un grande messaggio che parte oggi da Agrigento, da questo teatro, uniti i bambini di Agrigento con i gruppi folcloristici di Agrigento e i bambini che vengono da tutto il mondo. Questo grande incontro e soprattutto questo grande messaggio di positività, di futuro, di speranza che parte proprio dai bambini più piccoli, che è un grande messaggio di amore soprattutto, che parte dalla nostra città di Agrigento in un tempo e in un mondo che ha tanto bisogno soprattutto di positività e ha tanto bisogno di amore. Non vi nascondo che nel vedere questo nostro bel teatro riempito di tanti bambini mi ha per un momento emozionato per il loro vocio, per il loro calore, per la loro lucentezza, trasparenza, per tutto. È veramente bello. C'è i bambini nel mondo, diciamo, che sono il futuro nostro, e non lo dico come un momento di un'occasione, ma lo dico con tutto il cuore. Grazie per essere venuti. Il Festival Internazionale dei Bambini del Mondo intende lanciare un messaggio di pace e di concordia tra i popoli. L'iniziativa, come sapete, è un'iniziativa di promozione culturale perché si promuovono le tradizioni etniche dei popoli, ma anche di promozione umana perché questi bambini ogni anno si danno appuntamento in quella splendida cornice che è la Valle dei Templi di Agrigento e tutti insieme dinanzi a un luogo simbolo che è il Tempio della Concordia lanciano un appello ai grandi della terra affinché vengano rispettati e garantiti i diritti dei minori. Domani vi sarà la passeggiata della pace per la fraternità nella Valle dei Templi. Sì, è uno degli appuntamenti forse il più importante e significativo per il messaggio che lanciano questi bambini proprio dalla Valle dei Templi insieme ai bambini dei gruppi folcloristici agrigentini e alle migliaia di bambini che proverranno da tutta la Sicilia, dalle scuole della Sicilia. Dopo la cerimonia al chiuso del Teatro Pirandello, i gruppi hanno dato vita alla prima sfilata della sagra del Mandorlo in Fiore. Il corteo, animato da balli e musiche, si è snodato per le vie del centro, da Piazza Pirandello attraverso la via Atenea e fino a raggiungere il Viale della Vittoria. Che sagra sarà quella di quest'anno? Ma è una sagra che vede la tradizione assolutamente rispettata di la nostra valle imbiancata dai mandorli, che diventa un momento di pace e di incontro tra tutti i popoli del mondo. Lo vedremo martedì con l'accensione del tripode, questo grande momento di fratellanza, lo vedremo poi con le sfilate mercoledì con la fiaccolata, lo vedremo poi con gli altri momenti che abbiamo voluto ci fossero, e cioè domenica con il Festival regionale del folklore. Abbiamo voluto questa grande unione quindi del Festival internazionale con la tradizione tipicamente nostra siciliana, e poi con il momento del corteo storico, quindi i comuni d'Italia saranno presenti ad Agrigento con il corteo storico ad arricchire questo nostro momento di festa e arricchirlo dal punto di vista culturale. Penso che sarà veramente una grande e bella sagra che vuole essere soprattutto una sagra di una città che a questa tradizione tiene tantissimo ed è una sagra di popolo.